Può la cervicalgia causare mal di testa? Questa è una delle domande frequenti, la risposta è sì, assolutamente sì, può causare mal di testa. Questa parte della cervicale è collegata molto bene a varie problematiche di cefalea tensiva, senso di nausea, addirittura vertigini, senso di sbandamento. Non sono reali vertigini, ma è più un senso di sentirsi un po' in barca. Ti sarà capitato se soffri di cervicalgia da diverso tempo. Se questa è una problematica ricorrente, è utile comunque andare a fare delle analisi che vadano a escludere problematiche all'orecchio e alla vista. Queste sono le prime due cose. Molte delle persone non hanno nessuna problematica né all'orecchio né alla vista, ma continuano ad avere sbandamenti, nausea, vertigini, tensione muscolare. Molte volte è una somatizzazione, quindi questi sintomi possono essere anche considerati psicosomatici. Ciò non vuol dire che te li inventi, sono sentiti nel corpo, ma arrivano da un periodo forte di stress, magari del passato, che adesso stai subendo tutto in una volta. Importante quindi sentire il proprio corpo, sentire da dove può essere arrivato questa somatizzazione, paure, preoccupazioni, senso di pressione addosso, questa parte del corpo superiore, molte volte è un senso di responsabilità di qualcosa, del lavoro, della famiglia che ci portiamo costantemente dietro, il voler far tutto molto veloce, sentirsi sempre di fretta e sempre indietro sulle cose che dobbiamo fare. Questo lo vedo molte volte nella totalità quasi dei miei pazienti e clienti che seguo ogni giorno. Quindi è importante quindi sapere le radici, però questi sintomi anche debilitanti possono arrivare dalla cervicale, però la cervicale non deve essere aggiustata come se fossimo dei meccanici, non siamo delle macchine, dobbiamo ascoltare il nostro corpo, capire le radici, molte volte non sono radici fisiche strutturali, quindi anche se hai delle problematiche di artrosi o di ernie, non è nella maggior parte delle volte questo il problema. Quindi la risposta è sì, tutti questi sintomi possono arrivare dalla cervicale, ma prima di tutto da una somatizzazione del sistema nervoso centrale.